Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa in diretta su Telecolor. Vediamo quali sono i principali fatti di oggi sulle prime pagine. Il caso Epstein, lo scandalo travolge la casa reale inglese con l'arresto del principe Andrea. E allora andiamo a vedere il Corriere della Sera che apre proprio con questa notizia. La caduta reale, scrive: fermato Andrea, shock a Londra, l'ex principe travolto dal caso Epstein, Re Carlo, l'indagine faccia il suo corso. È accusato di aver girato delle notizie riservate del governo britannico al finanziere pedofilo, rilasciato poi in serata, festini, ragazze, foto, così ha perso i titoli. Vediamo qui i due fratelli, Andrea e il re Carlo, le sue mail con i dossier governativi. Tutto nasce da quando il Dipartimento di Giustizia americano pubblica questi file, questi documenti scottanti dove vengono fuori tanti retroscena, tanti segreti, ma anche tanti nomi illustri che avevano a che fare appunto con il finanziere pedofilo. E poi sesso, soldi, lui e Jeffrey erano amici dal 99, questo per quanto riguarda appunto i rapporti tra il principe britannico con Jeffrey Epstein. Vediamo anche le altre notizie. Debutta il Board of Peace su Gaza con 17 miliardi in dote. Trump vigilerà sull'ONU. E poi, sempre a proposito di Trump, l'ultimatum del leader statunitense sull'attacco all'Iran: decido in 10 giorni. Vediamo subito sotto il caso le parole di Meloni per quanto riguarda il referendum sulla giustizia, anche alla luce delle dichiarazioni del presidente Mattarella. No lotta nel fango, ma resta la tensione poi con Macron, rapporti tesi con l'Eliseo dopo la morte di un attivista di destra. La Premier, la campagna per il referendum sia sul merito. E poi vediamo ancora a Rogoredo, agenti interrogati, si rafforza l'ipotesi omicidio per quanto riguarda la morte di Abderrahim Mansouri, avvenuta nel bosco della droga di Rogoredo. Pare che ci sia stato un depistaggio. L'arma che la vittima non ha mai impugnato sarebbe stata messa sulla scena per sviare la ricostruzione, ancora gestione opaca delle operazioni e la messa in scena appunto di questa pistola. Dagli interrogatori in questura a Milano dei 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso prende sempre più corpo l'ipotesi dell'omicidio volontario a carico dell'assistente capo di 42 anni che il 26 gennaio scorso ha sparato uccidendo questo giovane. Andiamo all'interno del Corriere della Sera e guardiamo nel dettaglio la notizia in primo piano: lo scandalo Epstein che si allarga sempre di più e che travolge anche i reali inglesi. Epstein, la rovina di Andrea, 12 ore di interrogatorio. Vediamo qui il principe, l'ex principe, al quale appunto aveva tolto i titoli Re Carlo già qualche mese fa. Ieri è stato fotografato ieri appunto sul sedile posteriore di una Range Rover poco prima delle 20 italiane. Il fratello di Re Carlo è stato rilasciato dalla polizia che lo aveva fermato all'alba nella tenuta reale di Sandringham. Andrea ha cercato di accovacciarsi sul sedile mentre l'auto sfrecciava via, ma la foto o meglio questa immagine è stata ugualmente immortalata dai reporter e dai fotografi britannici. Da tempo circolavano voci su un'investigazione in corso. Trump, tutto molto triste e negativo per la famiglia reale. Questo è il commento del presidente degli Stati Uniti, anche lui legato al finanziere Epstein. Infatti in questi famosi Epstein File spunta più volte il nome di Trump, che avrebbe partecipato a queste feste. Vediamo ancora, sempre su questa pagina, le parole del biografo
di Andrea, del principe Andrea Andrew Loni, che dice: ma la verità è che i Windsor sapevano tutto e non hanno fatto niente finora. Ancora sull'altra pagina vediamo i dossier governativi. Qual è l'accusa nei confronti di Andrea? Non lo scandalo sessuale, ma queste informazioni segrete, questi dossier che sono stati che sono finiti nelle mani appunto di Epstein. Dossier governativi rivelati con le mail. I guai del rampollo appunto non sono soltanto sessuali. 9 forze di polizia coinvolte nelle indagini. La regina Elisabetta II spinse per un incarico pubblico al figlio e lui, da inviato speciale, condivideva molte informazioni sensibili proprio con l'amico Jeffrey Epstein. Andiamo a vedere queste tappe che ricostruisce appunto il Corriere oggi. La caduta in disgrazia inizia nel 2011, quando le amicizie di Andrea, non solo Epstein ma anche Saif Gheddafi, attirano l'attenzione dei media. Nel 2015 Giuffre dice di essere stata costretta a fare sesso con lui. Le rivelazioni appunto di questa donna. Nel 2019 Andrea rilascia un'intervista alla BBC dove nega di avere mai incontrato appunto questa sua accusatrice. La donna gli fa causa nel 2022 e si toglie la vita nell'aprile 2025. Le sue memorie usciranno postume. Dopo l'uscita di queste memorie ormai Andrea è un impresentabile. Allora Carlo cosa fa? Divenuto re, priva il fratello del titolo di principe. Nell'ottobre del 2025 inizia anche il procedimento per sfrattarlo da Windsor. La situazione dell'ex principe peggiora ulteriormente quando a gennaio appunto il Dipartimento di Giustizia americano pubblica milioni di file, incluse foto e documenti, che inguaiano anche Andrea. Ieri il fermo di polizia durato qualche ora per lui. Ora l'accusa è di abuso di ufficio nel sistema britannico, si chiama misconduct in public office, è un reato perseguibile solo con rinvio a giudizio e punibile fino all'ergastolo. Consiste in un abuso o in una grave negligenza volontaria dei poteri di una carica pubblica che, dicevamo, aveva ottenuto grazie alla madre Elisabetta II, con nesso diretto tra condotta e funzioni. La Corte d'Appello ne richiede un'interpretazione restrittiva e la pubblica accusa deve valutarne gli elementi secondo il Code for Crown Prosecutors, la guida deontologica che dà i principi per stabilire se svolgere l'azione penale. Ieri mattina la polizia ha prelevato l'ex principe, rimesso in libertà. Resta sotto inchiesta il messaggio di Carlo III che lo scarica definitivamente. Vediamo la Repubblica, anche qui Epstein arrestato, Andrea, il re avanti con la giustizia, la monarchia lo scarica. E poi si parla anche del referendum, apertura con le parole di Giorgia Meloni, che dice referendum non è voto sul governo. Meloni frena dopo gli attacchi ai giudici. Bene Mattarella sul rispetto delle istituzioni, per mandarmi via servono le elezioni. E poi Trump via al board per Gaza con nuove minacce all'Iran. Come abbiamo visto, la stampa di oggi: sesso e segreti, la fine di Andrea, scandalo Epstein, la polizia nel ranch del New Mexico, cerchiamo i cadaveri di 2 ragazze. C'è anche questo ulteriore elemento in questo scandalo appunto che gira attorno a Jeffrey Epstein. Ci sarebbero 2 ragazze morte. Ancora Avvenire, il club della pace, il presidente inaugura il suo board nel palazzo a lui intestato con 26 paesi, 10 miliardi e 5.000 militari per Gaza, sull'attacco all'Iran, decisione entro 10 giorni. Vediamo se riusciamo a vedere anche la prima pagina di Avvenire, se la nostra regia appunto la inquadra. E poi da Pompei fino a Lampedusa, l'abbraccio di Leone all'Italia, annunciata una visita del Papa.
Tra le prossime mete ci sarà la Terra dei Fuochi, il meeting è Pavia e poi si arriverà anche a Lampedusa. Vediamo il resto del Carlino. Meloni e il referendum non sia una lotta nel fango. La premier a Sky, giuste e doverose le parole di Mattarella, la politica abbassi i toni, poi tutto si può riformare, pure la giustizia. E alla Francia, stupita da Macron, nessuna ingerenza. Vediamo ancora il giornale a proposito dei rapporti tra Palazzo Chigi e l'Eliseo. L'antagonista: Macron insulta l'Italia, scrive il giornale, brigate antifa, affari nostri, stupore, dice Palazzo Chigi. Questo a proposito dell'omicidio politico di questo attivista di destra avvenuto a Lione. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, che apre con iperammortamento, si parla di partite IVA, iperammortamento nel concordato, il governo accelera sul decreto fiscale. Accelera il dossier con le correzioni per sbloccare il bonus sugli investimenti. Nel mirino del MEF l'eliminazione della clausola Made in UE. E poi bollette per le piccole e medie imprese nel 2026, benefici da 3,5 euro a megawatt ora, questo dopo il varo del decreto energia da parte del governo. Ancora andiamo avanti, andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Fregatura, bollette, a proposito appunto di questo decreto, via il bonus per le famiglie, 115 euro a pochi anziché 200 a 20 milioni. Ancora Libero, che mette in alto la foto di Macron, del presidente francese, scrive Les Miserables, la solidarietà della Meloni per il militante di destra ucciso a Lione fa impazzire Macron, non parli degli affari altrui, ha detto appunto il capo dell'Eliseo, cosa che però lui fa, scrive Libero. E poi il giudice della Rackete scrive per il no, questo a proposito del referendum sulla giustizia. Il presidente del Tribunale di Palermo, subito in TV, dalla Gruber, si indigna per le critiche al risarcimento all'ONG, poi presenta un libro anti-governo. Ancora La Verità, i giudici votano per l'invasione. Raffica di sentenze contro la volontà degli italiani. Mattarella che dice, scrive La Verità. E poi andiamo anche a vedere il Manifesto, che a proposito dell'inaugurazione del Board of Peace, una pietra sopra. Qui vediamo appunto Trump che inaugura questo regno, ecco, sulla pelle dei palestinesi, scrive il quotidiano. La ricostruzione di Gaza parte da una mega base militare statunitense, anche se ci sono resti umani sottoterra. Leader mondiali e CEO mettono soldi e truppe, l'Italia osserva. Ci fermiamo, facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la seconda parte della nostra rassegna, i fatti regionali, ma anche gli ultimi aggiornamenti dal nostro sito siciliaweb.it. Bentornati, seconda parte della nostra rassegna stampa. Ripartiamo da siciliaweb.it, il nostro sito, vediamo quali sono le principali notizie in primo piano. Intanto questa notizia che arriva da Catania, sicuramente molto singolare, di questo cagnolino addestrato a buttare la spazzatura, è ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Siamo nel quartiere di San Giorgio. Catania addestra il cane a gettare i rifiuti per non essere ripreso dalle telecamere. Immagini diffuse dalla Polizia Municipale, con un post sul sito del comune, sul profilo del comune di Catania c'è scritto: l'ingegno non sia alibi per l'inciviltà, ma sicuramente rispetto a tutte le storie di inciviltà questa quantomeno suscita anche un sorriso e un po' di tenerezza. Vediamo per la cronaca, scontro tra due moto e un'auto
Michael muore a 25 anni. E poi fiamme in una trattoria catanese e sempre vediamo per la cronaca: a Palermo serata da incubo per coppia di fidanzati, aggressione e poi tentata violenza sessuale. Vediamo ancora, scorriamo il nostro sito, si parla anche di meteo, prima la tempesta Pedro, poi torna l'anticiclone. Forse qualche buona notizia in vista per quanto riguarda le condizioni meteorologiche. In Sicilia qualche pioggia e vento nel weekend, dovrebbe però cambiare registro e speriamo, visto che non facciamo altro che parlare di disastri e soprattutto di danni causati dal maltempo ormai da qualche settimana a questa parte. Allora riprendiamo con la lettura dei nostri quotidiani, ripartiamo dalla Sicilia. Vediamo la prima pagina che oggi trovate in edicola. E allora, giudice di Catania libera Sea-Watch, giustizia, scontro ad alta tensione. Meloni smorza i toni, da Mattarella parole giuste, ma c'è chi vuole la lotta nel fango. E poi l'annuncio: il Papa il 4 luglio sarà a Lampedusa, la CEI contro muri e blocchi navali. Vediamo le altre notizie. Intanto tra ISAB e Lukoil e guerra fredda, incubo benzina in mezza Sicilia. Da lunedì i cancelli della raffineria di Priolo sono rimasti chiusi per le autobotti che riforniscono le stazioni di servizio. Per oggi è attesa una soluzione, altrimenti l'isola potrebbe restare a secco. Dicevamo, parliamo ormai da settimane purtroppo di danni causati dal maltempo. In origine fu il ciclone Harry a dare il via ad una serie di danni ingenti e pesanti, fino ad arrivare poi alla frana di Niscemi. Allora vediamo il decreto ciclone Niscemi, i conti in tasca, le risorse vere e a chi andranno. Questo per quanto riguarda i fondi che sono stati stanziati dal governo. Ma l'incognita Harry diciamo che rende incerto il futuro per quanto riguarda il turismo, stime record, ma non si sa appunto come sarà la regione, la situazione nel 2026 nella nostra regione. In Sicilia il turismo è andato a gonfie vele nel 2025. Si parla anche in prima pagina delle prossime regionali. Salvini sposa lo Schifani bis, quindi un secondo mandato del governatore uscente, diciamo sì, ma in futuro però un governatore della Lega. Queste le intenzioni appunto del vice premier Salvini. Vediamo in alto, si parla anche di sport. Intanto la Serie B, il Palermo si blinda con Bani, il centrale e l'uomo chiave in difesa. E poi per quanto riguarda la Serie C e il Catania, Torre del Grifo, Village e del Catania, firmato il Rogito, presto via ai lavori. Andiamo all'interno della Sicilia per vedere alcune notizie. Intanto la visita del Papa, che è stata annunciata ieri, il 4 luglio, il Papa sarà a Lampedusa, riconoscimento all'accoglienza. Leone XIV mantiene la promessa rispettando l'impegno preso con gli isolani. La Chiesa siciliana viene per spronare tutti a proclamare la dignità della persona umana. 13 anni fa, ricordiamo, la visita di Papa Francesco, fu l'ultimo pontefice a fare tappa sull'isola. Andiamo avanti dalla prima pagina. Dicevamo, i fondi per l'emergenza dopo il ciclone Harry e poi dei fondi speciali destinati a Niscemi per la frana. Il decreto Harry si conosce a pezzi, alla Sicilia 500 milioni oltre Niscemi. Dopo l'annuncio di 1 miliardo e 100 milioni, Meloni ricorda la surreale polemica sui primi fondi, proprio questi 100 milioni che erano stati stanziati inizialmente da un Consiglio dei Ministri convocato in urgenza per 3 regioni, però, perché non solo la Sicilia era stata colpita dal ciclone Harry, ma anche la Calabria e la Sardegna. Le polemiche perché questi 100 milioni risultavano già a primo acchito insomma insufficienti per fronteggiare
La situazione disastrosa soprattutto nell'isola, alla quale sarebbero andati circa 33 milioni. Vediamo ancora, oltre a pensare al ripristino, dice Meloni, per quanto riguarda Niscemi bisognerà combattere l'isolamento, e poi ancora per quanto riguarda gli indennizi, mai più come è stato nel 1997 con i ristori che sono arrivati dopo 18 anni, questi gli impegni presi da Meloni. E poi invece sempre per quanto riguarda il maltempo, dicevamo non solo i danni a Niscemi ma in tutta la regione, oggi Schifani va nel Messinese a Santa Teresa di Riva per la consegna dei lavori sul litorale gravemente danneggiato dal passaggio del ciclone. Vediamo la prima pagina di Palermo e provincia, in alto nessuna gita per i bambini autistici, la vicenda denunciata dopo alcuni episodi in cui gli alunni minori sarebbero stati esclusi. E poi il caso Tari Invitalia ai cantieri, siamo a Palermo, la telefonata per avere il condono. Il dirigente Massimo Rizzuto chiamò il collega Fabrizio Lamalfa e ecco oggi sulla Sicilia le carte. Vediamo anche qualche notizia di cronaca. Schiavizzati e costretti a dare indietro metà stipendio a Partinico, un imprenditore è finito ai domiciliari dopo un'operazione della Guardia di Finanza, ha denunciato anche un suo collaboratore. E poi rapinano a Borgetto una coppia, 4 giovani in manette. Nel taglio basso vediamo Giunta di Palermo, la Galla è il più ricco. Questo secondo la dichiarazione dei redditi del 2025, e poi questo caso che arriva da una parrocchia, dalla parrocchia di San Francesco di Paola, sempre a Palermo. Gli animali non portino le fedi, questo è quello che ha chiesto il parroco. Frate Francesco Carmelita ha pubblicato sui social alcune norme per la celebrazione dei matrimoni che prevedono il divieto di lanterne lungo la navata centrale, l'uso dei tappeti usati, lancio di coriandoli e stelle filanti. Direi è anche un matrimonio, non è sicuramente la festa di carnevale. E poi c'è questo divieto per chi ha pensato di utilizzare il proprio amico a 4 zampe per portare le fedi anziché i classici paggetti. Andiamo a vedere la prima pagina di Catania invece. Mafia, vediamo il titolo principale, l'album dei boss in libertà, la mappa clan per clan, ci sono nipoti di padrini, figli di gregari uccisi e pungiuti. E poi Porticciolo di Ognina a Catania, dopo Harry, ecco la discarica, accesso ostruito al circolo Cicasub a causa dei rifiuti. E qui vediamo appunto come si presenta dopo il passaggio del ciclone. Sempre a Catania vediamo in alto, l'esperimento è pronto, 15 vigili per un anno in monopattino elettrico. La determina è stata firmata il 17 febbraio dal comandante della municipale ed è piuttosto semplice l'aggiudicazione del servizio sperimentale alla società Lime, che fornirà monopattini elettrici e caschetti ai vigili urbani. Torniamo a parlare di animali, ma appunto con questo simpatico cagnolino, il cane sporcaccione, scrive la Sicilia, istruito a gettare rifiuti nel quartiere di San Giorgio, ma in realtà scrive il quotidiano, un animale addestrato dal padrone, lui il vero sporcaccione, per fargli buttare illegalmente i rifiuti, evitando così appunto di farsi riprendere dalle telecamere, soprattutto di farsi multare. Vediamo la prima pagina di Caltanissetta, parrucchiera abusiva, cravattare. I carabinieri hanno ricostruito che pagava anche per fare bruciare le macchine alle vittime. Un caso di usura che ha portato all'arresto di questa donna di 41 anni, una parrucchiera abusiva. Il Giornale di Sicilia, la regione cerca 156 dirigenti, pronta la riforma degli organici, martedì va all'ARS, previsto un maxi concorso. E poi vediamo rete idrica abusiva, un piano per dare l'alt allo Zen, individuati i punti di allaccio dell'acquedotto in mano ai boss da tempo.
E sempre a Palermo dalle 1000 buche, lavori a rilento e proteste, raffica di segnalazioni dai lettori, voragini da via Crispi a via Oreto, e qui vediamo una delle voragini che attende di essere coperta, ma intanto insomma si trovano degli espedienti per segnalare queste buche. C'è chi le transenna, c'è chi mette appunto dei nastri e paletti. Andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud con questa notizia per quanto riguarda Messina. Il centrodestra ufficializza la candidatura di Marcello Scurria, rottura tra i movimenti civici, centrosinistra tra Paolo Todaro e Alessandro Russo. E ancora vediamo la prima pagina di Repubblica, Palermo. Le parole di Salvini che dice sì ad uno Schifani bis, poi però toccherà alla Lega, e al Porto incassa l'ok a Tardino. E qui vediamo appunto il governatore Renato Schifani con Matteo Salvini e Luca Sammartino, uno degli esponenti della Lega siciliana. Ancora un'altra notizia prima di chiudere. Dai bimbi ai malati cronici, il flop dell'assistenza nell'isola. Senza pediatra 50.000 famiglie, l'assessorato corre ai ripari, dopo di noi 5 milioni non spesi. Si parla anche della strage di Monreale, c'è un nuovo indagato, sarebbe una persona che ha ospitato il killer. E ancora, l'ultima notizia, l'emergenza baby spacciatori. Ci sono 5 arresti in un mese. Il fenomeno dei baby pusher dilaga, chi gestisce le piazze di spaccio non si fa scrupoli ad utilizzare anche i ragazzini come spacciatori. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, vi ricordo che la rassegna stampa ritorna domani mattina.